Beh, intanto benvenuti in quel luogo dove chi vuole pensare, disegnare, industrializzare o anche poi eh, rimediare a ehm, o riparare alla scarpa, che è il prodotto, che è quel prodotto che ha quell'anima che è riconosciuta in tutto il mondo. Ehm, noi, il Politecnico quest'anno compie 100 anni, quindi è quel luogo che ha dato quel volano positivo a tutto il nostro territorio, ha fatto sì che molti, venendo qui imparassero l'arte calzatoriera, la affinassero e ha fatto sì anche che in questi ultimi decenni le grosse aziende multinazionali del lusso approdassero qui in Riviera. Questo perché grazie al Politecnico che assicurava uno standard, una qualità altissima, tant'è che noi siamo quel territorio che appunto produce le calzature del lusso in Italia. Eh, Politecnico che in questo momento potrebbe avere ancora una leva maggiore di quello che ha avuto fino adesso. Tant'è che in questo momento, già prima della pandemia, stava per esplodere appunto l'argomento della sostenibilità. Sostenibilità che purtroppo con la pandemia ha avuto un attimo è stato un po' accantonato, ma in questo momento che appunto si è risolta questa problematica che è stato un po' uno tsunami per molte aziende purtroppo italiane, anche della Riviera, la sostenibilità in questo momento è un argomento di forte impatto, è un argomento che sta diventando imprescindibile. Tant'è che io credo che questo sia il decennio dove molte regole, sto parlando adesso, molte regole verranno cambiate, eh, attuate, perché per far sì che il prodotto eh, che viene in questo momento commercializzato in Europa e poi anche quindi nel mondo abbia un'anima sostenibile. Tanto è che la sostenibilità in questo momento sta avendo, è un argomento da mille sfaccettature, è un argomento che si sta cercando di capire e regolamentare per dare anche una sicurezza e un tracciamento alle aziende che lo devono abbracciare. Abbiamo capito che entro il 2030 cose che eh, ci saranno appunto delle regole che tutte le aziende dovranno rispettare per avere una percentuale di sostenibilità. Ok? Mi sono perso la domanda, qual era? No, 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 come nel senso, parlavamo anche prima. Sì, ho cercato No, no, anch'io di no, dare vabbè, un po'. facciamo così una chiacchierata. Nel tema, per esempio, della calzatura sportiva, già il consumatore, e la direttiva in effetti parla anche di sensibilizzare i consumatori, perché molto parte da là, il consumatore è un consumatore attento che pensa alla riparazione della scarpa e spesso i produttori si sono adeguati con calzolai di fiducia, mettono a disposizione i pezzi di ricambio, cioè c'è un sistema che prevede un'assistenza, chiamiamola così, post vendita. Nella scarpa di lusso, per esempio da donna, questo in realtà non credo esista, a meno che non ci sia qualcuno che lo faccia, ma non ne sono al corrente io. Però molto probabilmente quando una normativa sulla riparazione, diciamo così, impegnerà i produttori in qualche modo ad essere probabilmente responsabili del fatto che le scarpe siano costruite meglio, che siano riparabili, ma anche fornire molto probabilmente ai propri clienti
delle informazioni sulla possibilità della riparazione. Ecco, in ambito di consorzio, per esempio della Riviera, avete mai parlato di questo? Ci state pensando? Sappiate, per esempio, che i calzolai, perché c'è una visione in qualche modo costruita dai media e da quello che si immaginario collettivo, che il calzolaio non ci sia più. In realtà non è vero che non ci sono. In via di estinzione. Che sia in via di estinzione, che sono tutti vecchi, vanno sui giornali, sono quelli che chiudono perché hanno 80 anni e non trovano nessuno che li sostituisce. In realtà, io posso dare solo 2 o 3 numeri di questa associazione Calzolai 2.0, 550 soci registrati dentro un portale e avendo i codici fiscali, io le posso dire che l'età media è sotto i 50 anni. Quindi ci sono tanti calzolai giovani che si aggiornano e quindi sanno anche fare tecniche di riparazione moderne. Ci sono molte donne, qui ce ne abbiamo un paio in rappresentanza, ma ci sono diverse riparatrici GEN in tutta Italia. E quindi insomma è un mondo che forse è bene che i produttori di scarpe, soprattutto quelli che fanno belle scarpe, sappiano che c'è e che possono sfruttare nel momento del bisogno, nel senso che se serve a voi per certificarvi in qualche modo, sapere che c'è comunque qualcuno che ripara le vostre scarpe, magari con degli accordi su aggiornamenti costanti sulle vostre scarpe, sto andando anche oltre, però non era proprio questa la domanda, era solo per capire se ci state pensando e se... Diciamo che questa è una bella direzione Sì. da prendere, perché potreste essere anche la nostra salvezza, perché se ci sono più riparatori di calzature di qualità, vuol dire che c'è un'attenzione sempre maggiore all'abbandono del fast fashion, perché il fast fashion è quello che ha aiutato quelle aziende che producono non in Italia, sono quelle aziende che stanno quasi monopolizzando a livello di abbigliamento e anche di calzature il mercato. C'è un'attenzione e l'Europa comunque sta dando molte indicazioni su questo. Se c'è un'attenzione sempre di più alla cultura del bello, del qualitativo, della qualità, del made in certi posti dove l'Italia ha una cultura del bello e del fatto bene, potrebbe essere un po' un cambiamento di mentalità che potrebbe essere nei prossimi anni d'aiuto uno con l'altro, calzolai e calzaturieri, appunto in questo campo. Diciamo che sempre appunto c'è la percezione, cioè io ho visto i dati per oggi, anch'io sinceramente avevo una percezione che il calzolaio, comunque il riparatore della calzatura, avesse sempre meno peso o comunque possibilità delle nostre aziende di intervenire, perché comunque con questo fast fashion che c'è, con questi prezzi molto bassi, la donna o l'uomo tende a comprare più paia di scarpe in una stagione o almeno un paio di scarpe a stagione e poi fregarsene nelle stagioni dopo. Questo perché comunque il prezzo è sempre più basso, la qualità è comunque bassa, ma non gli interessa perché comunque è fashion. Dovremmo ritornare a una cultura come questa, una cultura che ci ha permesso nei decenni passati di essere appunto quel territorio, o comunque il Made in Italy, consacrarsi come quel prodotto di qualità e che spesso veniva anche riparato, perché comunque il prodotto di qualità comunque ha un costo, ha un'anima, ha qualcosa che si vuole mantenere nei propri armadi. Quindi sinceramente non abbiamo cominciato un percorso di riflessione. sì, oggi potrebbe essere il giorno zero, lo sento che